Parto dalla primissima ed è quella degli ambulanti. Cari amici ambulanti, bisogna a un certo momento pensare più insieme e non come singoli. Io negli ultimi tempi mi sono occupato anche del movimento Quiles. Devo dire che siamo arrivati a chiudere in prefettura di Cagliari, con lo deposito dello statuto, una federazione nuova che si chiamerà Federazione Regionale Autonoma dei Lavoratori dell'Agroindustria. Mi è stato da istanze nazionali detto: ma quelli sono dei padroni. Ho detto sì, sono dei padroni atipici, rischiano sulla loro pelle, non hanno lo stipendio, se va bene, se va male. E allora, su consiglio del prefetto di Cagliari, il dottor Orru, ha detto: cambia, anziché agricoltori, mettici della piccola imprenditoria agricola sana, nessun problema. Lo stesso discorso va non solo per gli ambulanti, ma anche per quelle piccolissime aziende del settore del commercio dove ci lavorano marito e moglie, oppure madre e figlia o padre e figlia, eccetera. E lo stesso vale anche per il settore artigiano. Sant'Agostino, scusatemi, prima ha detto qualcuno che era cattolicissimo, io sono laico, ma mi rifaccio molto anche a Sant'Agostino, che diceva: noli forasire, in interiore homine habitat veritas, non uscire fuori dall'uomo. L'uomo ha la sua verità al proprio interno. E allora io dico, parafrasando Sant'Agostino, non usciamo fuori dalla Sardegna. All'interno della Sardegna ci sono sufficienti forze indigene perché la Sardegna possa sopravvivere ad attacchi esterni, interni, eccetera. Siamo vaccinati ormai. E in questo modo, se io prendo la tutela e la difesa di questi lavoratori minimi che ogni giorno si arrabattono per farsi la giornata, immaginate se non prende a cuore anche la sorte di un'infinità di lavoratori sardi che, come diceva qualcuno così parlando fuori dalle righe, sono i disoccupati di domani. Però c'è da dire questo, che in Sardegna nessuno di noi ha mai fatto capire alla gente che l'industrializzazione non ci serviva. L'industrializzazione ha ucciso la Sardegna. Cagliari viveva dello stagno di Sant'Agilla, si mangiavano pesci, arselle e cozze buone. Portoscuso, idem. La baia di Porto Torres e di Alghero, non ne parliamo. Olbia, le cozze conosciute in tutto il mondo. Non esiste più nulla di tutto questo. Sull'altare del dio petrolchimico abbiamo distrutto un po' tutto. E c'era Angelo Cremone che mi ha preceduto, io ne ho seguito varie battaglie, anche per via di amicizie comuni, eccetera, e lui sa bene che cosa c'è a Portoscuso. Io la settimana scorsa sono stato a Villa Puzzu, aia contro l'esercito, spariamo a salve, e poi si è scoperto che è stato la Montedison che ha inquinato quella zona. Cari amici, se domani mi viene il cancro, almeno adesso so a chi andare ad addebitarlo, perché io ho sempre mangiato formaggio prodotto a San Nicolò Gerrei, dove conferivano il latte gli allevatori di quella zona. E se vado in pescheria a Muravera mangio pesci che hanno arsenico. E allora, in nome del dio industria, togliamoci di testa, a noi sardi non credo che ci vada bene più di tanto. Per cui a me scimmiottare appresso a CGIL che ancora difendono dei posti di lavoro,
con l'articolo 18 no, non mi sta bene, dico prendiamo il D9 della Caterpillar e buttiamo tutto, non a mare, lontano dalla Sardegna. Questo è il primo, il primo obiettivo che ci dobbiamo mettere. Un secondo obiettivo è ritornare alle nostre origini. Una volta in Sardegna la disoccupazione non esisteva, mi direte che si stava peggio, ma tutti mangiavamo e bevavamo, mangiavamo carne buona, verdure buone, si beveva del vino ottimo e nessuno piangeva più di tanto. Oggi abbiamo una povertà, soprattutto nelle città, che fa paura. E ve lo dice uno che assiste 1600 pensionati attorno a Cagliari. C'è una povertà pazzesca. Cioè c'è gente che con 1.200.000 lire deve pagarsi affitto, Enel e balle varie. E poi se rimane qualcosa anche mangiare. Questa è la realtà. E allora dobbiamo cercare di rivedere molti altri problemi. E non possiamo fare affidamento tutto sugli inaffidabili nostri politici, perché se uno mi chiede qualcosa dico che il politico è inaffidabile, perché secondo il vento che suona, che tira, lui suona un'altra campana e non sente la campana del villaggio che suona a morto tutti i giorni. Questa è la realtà, perché se mi chiede di che cosa è morto Tizio gli dirò crudamente, è morto di fame, non aveva di che pagarsi, manco un minestrone di volgari fagioli. E allora ho voluto un pochettino allargare il campo. Cosa possiamo fare come CSS? Essere propositivi soprattutto, scendere sul mercato delle proposte, proporle anche a muso duro, in tutte le sedi, in tutti i posti. C'è l'amico dell'ACU qui che è neofita, ma gli daremo qualche problemino da risolvere. Noi ci conosciamo perché ogni tanto ci vediamo e ogni tanto gli dico ma hai fatto e facciamo una battaglia su questo o solo se TV successi ci sono tanti problemi da risolvere. Allora, all'amico Mario Avis, che non lo vedo più, è scomparso, dico, le poste è un problema serio. Se in Sardegna ce le tolgono, io non so come andremo avanti. E non me lo vedo, zio Antonicu de Bramantellu, che deve andare a venire a espostas a Desenorbia, domandare se vinzioneggia cosa sua, perché a Pimentel non c'è né Banco di Sardegna né ufficio postale fra poco. Uno. E uno che deve spedire una lettera raccomandata, perché nei paesi non tutti hanno le mail, non tutti hanno il fax, eccetera. Come faranno questi poveracci? Problemi che prima ci risolveva l'ente poste. Però guardate anche, il problema della privatizzazione dell'ente poste non parte dai licenziamenti. L'ente che è diventato privato deve fare utili e se deve fare utili la prima cosa che si taglia è il personale, perché bisogna anche dirlo che alle poste c'erano dei servizi che diventavano in quest'ultimo periodo anacronistici, non più compatibili con i tempi di oggi. Io parlo del 1960. In Belgio non si usava la raccomandata per scrivere un ente pubblico, si metteva la lettera, tassa a carico del destinatario e in 3 giorni ero sicuro che l'aveva ricevuto quello. Qui purtroppo manco Posta Prioritaria, manco delle raccomandate siamo sicuri che queste arrivino, atti giudiziari che non vengono recapitati. Siamo a questi livelli, signori cari. E uno si vede arrivare l'ufficiale pignoratore a casa perché non ha ricevuto un mese prima una cartella esattoriale. Siamo a questi livelli, quindi anche alle poste vediamo di entrare con delle proposte nuove, che le poste funzionino e non cercare di salvare a tutti i costi l'insalvabile.
Andiamo a vedere la mobilità all'interno delle poste, come si possono trasferire delle risorse da questo settore a quell'altro settore perché le poste siano produttive, ma non per le poste, per il popolo devono essere produttive. A me non mi interessa che le poste facciano utili, a me interessa che il cittadino che paghi abbia il suo diritto di vedersi la lettera raccomandata, recapitata e la ricevuta di ritorno in tempi utili, ritornare a casa. Oggi non accade più. Gli avvocati sono costretti a Cagliari di andare non so dove diavolo devono andare per ritirarsi le raccomandate. Sono atti giudiziari, signori belli, non sa dove vanno a finire. Siamo a questi livelli. Allora, come ha detto prima Bastiano Composto, come ha detto qualche altro, non ricordo chi esattamente, scusatemi, siamo un sindacato di proposta. Non possiamo essere un sindacato di numeri, siamo un sindacato di idee e di proposte. Abbiamo un centro studi, facciamo sì che dal centro studi, studiando gli opportuni eccetera, si possa creare una scuola di organizzazione di diritto sindacale, ma di diritto sindacale rivolto alla specificità di noi sardi. I corsi l'hanno capito e l'hanno imposto al governo centrale, anche a colpi di bombe. Non siamo a questi livelli noi, ma possiamo imporlo anche con la dialettica e lì dobbiamo riuscirci. Grazie a Dio non siamo negli ultimi della classe, non saremo i primi, ma non certamente gli ultimi. E da questo punto poi vorrei passare a delle comunicazioni. Primo, presso tutte le sedi della CSS raccogliamo i modelli 730 per i pensionati e i lavoratori dipendenti, iscritti con noi e non iscritti con noi. Con Sassari e con altre realtà abbiamo preso dei contatti un po' più specifici. Abbiamo il sindacato pensionati che ha avuto il riconoscimento a livello nazionale attraverso la CUB con la quale noi siamo confederati. Non pensate che il rapporto tra noi e la CUB sia sempre idilliaco. Io almeno mi pongo sempre in una fase critica, però loro mi hanno concesso a livello pensionati la visibilità, cioè la possibilità di interagire con l'INPS. Ho avuto un intervento prima del mio, del quale un pochettino mi scandalizzo. Un intervento dalla quale ho sentito dire: ma perché uno deve passare attraverso i patronati, eccetera, eccetera, eccetera. Grazie. Ma se in Sardegna abbiamo un'ignoranza atavica, è bene che ci sia il patronato, il CAF, eccetera, che aiuti i nostri associati. E non vedo perché scandalizzarsi di una ritenuta sulla pensione di 2-3 mila lire. A me un pensionato costa molte volte anche 200-300 mila lire per tutelarlo. E da dove tiro i soldi? Dalla solidarietà di tutti gli altri pensionati che mi aiutano a spendere oggi 1 milione per uno e domani lo spenderò per un altro. Però se non c'è questa solidarietà, figlioli cari, assistenza non se ne può fare per nessuno. Ve lo dico chiaramente, perché quando mi arriva la bolletta telefonica 1,3 milioni, 1,4 milioni, e chi lo paga? Padre Eterno, Mario Floris, Mauro Pini. No, lo deve pagare Giampiero Solo, altrimenti tagliano il telefono. E io non assisto più nessuno. Questa è la realtà. Poi il CAF, guardate che una denuncia dei redditi appena sbagliata viene a costare al poveraccio che fa l'errore 400, 500, 600 mila lire e non gliele perdona il Ministero delle Finanze. Manda una letterina all'INPS che gli trattiene regolarmente ogni mese quella sommina. E allora, se i CAF per rubare, scusate, lavoro ai commercialisti che prima per fare un qualsiasi modello unico volevano 100-200 mila lire da un povero pensionato,
Oggi con 30.000 lire il pensionato, con 50.000 lire chi non è pensionato, se lava le mani, e quando c'è da tutelarlo poi contro il Ministero ci pensa il CAF a spendere per l'avvocato e per la sua tutela. Io ho avuto un esempio giorni fa di un poveraccio al quale io avevo messo come oneri deducibili le spese che aveva fatto per il proprio figlio per un master a Londra. Per il Ministero non era valido. La commissione di prima istanza di Cagliari mi ha dato ragione, erano spese per l'istruzione universitaria, erano deducibili dal reddito. Questo povero non ha pagato nulla, io mi sono dovuto pagare 400.000 lire di avvocato convenzionato. Le 400.000 lire vengono dalla solidarietà generale di tutti. Quindi, come il lavoratore dipendente versa la sua quota sulla busta paga, il pensionato versa, e guardate poi, sono cifre che fanno ridere, c'è gente che paga 1.300 lire al mese di ritenuta sindacale. Magari in una volta sola devo fare 2 raccomandate per lui, le 1.300 lire non esistono più. Qui ci sono molti impiegati delle poste e sanno cosa significa 2 raccomandate posta celere con ricevuta di ritorno. Sono 15.000 lire circa l'una. E allora, scusatemi, non dite che tutto è dovuto gratuitamente. Io do un'altra provocazione: lo Stato non dovrebbe dare, e la Regione soprattutto, e su questo direi: perché non ci mettiamo un pochettino in testa l'idea di fare un referendum per abolire quel finanziamento illegittimo che viene dato a CGIL, CISL e UIL, perché loro sono i padri eterni di 4 miliardi rotti all'anno per le loro strutture, perché hanno contribuito a portarci cancri e balle varie in Sardegna, crearci dei falsi miti, delle false illusioni. Questa è la realtà. E allora io vorrei, per chiudere, dire all'amico Giacomo: usiamo il centro studi per fare lezioni di diritto sindacale, c'è consentito. Il centro studi non deve fare solo convegni, deve anche insegnare. Primo. Secondo, crearci dei quadri che credano in questa isola rettangolare che è in mezzo al Mediterraneo, anche facendo patti con quel diavolo di Gheddafi e con i marocchini, e se a un certo momento, tornando al discorso di Blue Tongue eccetera, Bruxelles rompe tanto, ecco, non ci interessa più di Bruxelles. Quando viene il camion dei fratelli Podda con le 260 quintali di latte dalla Baviera, li apriamo e sarò io in prima linea assieme ai Quines a aprirgli le bottole e a buttare quel latte in mare come facevano loro con i vini sardi nel porto di Sette. Non dimentichiamolo, perché le battaglie si vincono anche prendendo il toro per le corna e non lasciandocelo sempre incornare a noi. Questa è la realtà. Quindi, amici di Quiles, questo vi dico, che in me trovate uno pronto a ripetere quelle battaglie, purché fatte anche con un certo ordine, perché mi farò parte di gente, dirà il prefetto: io non garantisco l'ordine pubblico se continua ad arrivare il latte da fuori e il nostro latte non ha costo, non ha un prezzo, perché il latte sardo che veniva venduto in Corsica veniva pagato a 1.700 lire il litro, e qui qualcuno di Quiles, se c'è ancora, lo sa, e in Sardegna il latte non raggiungeva le 1.300 lire, e hanno fatto di tutto perché il latte sardo non potesse andare in Corsica. È vero o non è vero questo? E allora io non ci sto che mi arrivi il latte bavarese per fare pecorino sardo. Con latte bavarese si fa il pecorino sardo. Non sono democristiano, non voglio rubare la battuta di Scalfaro, io non ci sto.
Io il fiore sardo lo compro a Gavoi, lo compro qui, lo compro là, però so che è fatto con latte sardo. Quindi questa dovrebbe essere d'ora in avanti anche la nostra cultura. E poi, come ho altre volte accennato con gli amici di Quilles, cerchiamo di fare la filiera completa della produzione del latte. Il pastore non deve essere il produttore di latte, deve essere il produttore di formaggio. Se noi riusciamo a vendere il formaggio, se noi riusciamo a vendere il formaggio abbiamo creato anche posti di lavoro. Se questo non facciamo, i posti di lavoro non ci saranno mai, mai e mai, perché d'ora in poi soldi per fare fabbriche, Pantalone non ne tirerà fuori più, e allora dovremo avere soltanto soldi nostri, e il nostro capitale sono le pecore, sono i nostri terreni, i nostri pascoli e il nostro mare. Grazie.